Professor Casarsa, il prossimo 5 agosto il team di Aerohood partirà alla volta di Stoccarda per partecipare a Air Cargo Challenge 2015. Di che competizione si tratta? Air Cargo Challenge è una competizione internazionale riservata esclusivamente a studenti o dottorandi o assegnisti comunque delle università. È appunto internazionale, cioè vede coinvolte molte università da tutto il mondo. In particolare in questa competizione avremo università da tutta Europa, oltre che dalla Cina, dall'India e dagli Stati Uniti. E in questa gara gli studenti si mettono alla prova le loro competenze, le loro capacità e abilità nel progettare, costruire e portare in volo un aeromodello, un aeroplano radiocomandato che deve rispettare alcuni requisiti di gara particolari, e poi vince fondamentalmente il migliore, in questo caso chi è in grado di trasportare in volo il carico pagante maggiore nel tempo più breve. Andrea, che tipo di aeromodello avete progettato per questa gara? Intanto ci siamo basati sui requisiti richiesti dalla competizione, che sono quelli che l'aereo deve rimanere all'interno di un box di 2,5 metri per 2,5 metri, quindi in pianta non può avere dimensioni troppo elevate, e quindi abbiamo anche scelto un'apertura all'aria appropriata in modo da rimanere all'interno di questo box. E dopodiché un'altra limitazione era quella, sempre sugli ingombri, che l'aereo smontato deve stare all'interno di una cassa i cui ingombri sono 1,1 m per 400 per 500, quindi ci hanno limitato ad esempio la lunghezza della corda dell'ala, proprio la dimensione della cassa. Altri due requisiti fondamentali che deve avere l'aereo è che l'elica è imposta dal regolamento e anche il motore è imposto dal regolamento, quindi l'unica cosa in cui noi ci siamo concentrati, a parte la scelta del profilo, che secondo noi è una scelta rilevante in questa competizione date tutte le variabili imposte, è quella di ottimizzare al meglio l'aereo per farlo rimanere all'interno di queste dimensioni massime. Questa è la seconda competizione di aeromodellismo che la squadra si trova ad affrontare, dopo l'avventura di marzo 2013 al concorso SAE Aerodesign di Dallas, in cui Aerohood si è guadagnato un bel quarto posto. Che sviluppi, che cambiamenti ci sono stati nell'attività di Aerohood negli ultimi 2 anni? Gli sviluppi sono stati abbastanza importanti, nel senso che questa volta Air Cargo Challenge è una competizione leggermente diversa dalla precedente, che era SAE Aerodesign, dove, come diceva Andrea Lorenzon, i vincoli imposti dal regolamento sono diversi. Quindi abbiamo potuto fare tesoro solo in parte dell'esperienza di Dallas. Ci è servita appunto, se non altro, per prendere, diciamo così, di sapere come organizzare il lavoro, come impostare il progetto, però tutte le conoscenze che erano state messe nello sviluppo di quell'aereo sono praticamente valse quasi a nulla, perché il regolamento imponeva scelte radicalmente diverse in questo caso, e quindi di fatto è come se avessimo quasi ricominciato da zero. Gli obiettivi sono comunque alti, speriamo di far meglio della volta scorsa. Ma per gli studenti qual è l'importanza sotto il profilo didattico e formativo di un'esperienza di questo tipo? Innanzitutto si vedono intanto le cose viste solo sui libri, le vediamo un po' messe in pratica, si impara a scegliere, a fare delle scelte, a prendersi delle proprie responsabilità, e alla fine quello che conta è anche il lavoro di gruppo, quindi quello che non si può capire all'interno di un'aula, quindi anche nel caso dell'università, è come ci si confronta con le altre persone, come si assumono i propri doveri, le proprie responsabilità, fissate le scadenze, come rispettarle, e anche le dinamiche di squadra, come i rapporti interpersonali con le altre persone, sapersi relazionare, che questa è una cosa che ci ha messo, è il punto forte di questo progetto potrebbe essere proprio quello di dare una mano a noi studenti che viviamo solo dal punto di vista accademico l'università, a farci, tra virgolette, entrare un po' nella mentalità di un lavoro, insomma, di come funziona il mondo del lavoro, di come ci si deve relazionare con le altre persone. E quali sono le prospettive, gli auspici per il futuro di Aerohood? Le prospettive a brevissimo termine sono quelle ovviamente di andare alla gara e ben figurare. Il nostro obiettivo è sicuramente piazzarci bene in classifica, speriamo meglio della volta scorsa, cioè ovvero salire sul podio, e questi gli auspici a brevissimo termine. Le prospettive per il futuro sono quelle che c'erano alla fine del 2013 dopo la competizione in Texas, cioè che questa
occasione di lavoro e anche di studio e di approfondimento per i ragazzi non rimanga solo un'occasione sporadica limitata a queste due esperienze, ma che diventi una tradizione all'interno del nostro Ateneo.